Buon inizio di settimana cari telespettatori, grazie per aver scelto di restare in compagnia di iReporter per te. Come potete vedere alla mia sinistra c'è un ufficiale della polizia. Io sono sempre felice perché da anni cerco di far passare il messaggio che la divisa è un amico e non un nemico, perché spesso purtroppo, diciamocelo, quando si vede la divisa, oh mamma, oddio, oddio che succede? Invece no, sono al nostro servizio, così come lo è il dottor Tommaso Palumbo, che è il comandante della Polizia Postale del Veneto. Quindi proprio il più alto grado per quanto riguarda la polizia postale, giusto? Grazie, in Veneto. Buonasera a tutti. E poi adesso mi ricorda anche lo slogan di un'altra campagna che abbiamo portato avanti, poliziotto un amico in più. Esatto, questo dovrebbe passare come messaggio. Io saluto anche Gianfranco Volpin, che fa sempre parte del suo staff. È il comandante di Padova. Esatto, aiuta sempre il gruppo editoriale TV7 in queste spinose tematiche. Sappiate che ne tocchiamo due, prima con il comandante Palumbo, quindi si parlerà di Una vita da social, un bellissimo progetto educativo per quanto riguarda i nostri giovani, un tour itinerante qua e là per tutte le più belle città o anche le più brutte, chi se ne frega, perché l'Italia è bellissima dalla A alla Z, e che insegna in pratica ai ragazzi una consapevolezza per quanto riguarda un settore importantissimo, e cioè la rete. E sapete che io sono molto su questo settore, insomma ci tengo particolarmente perché è pericoloso se non lo si utilizza con consapevolezza. E successivamente sappiate che andremo a toccare quest'altra tematica: scuola materna, pubbliche le graduatorie. Saranno Io vado via però. Sì, certo. Posso svelare un po' della sua privacy? Lei ha dei figli grandi ormai. Quindi... Non tanto grandi. Quanti posso chiedere? 11 e 12 anni. E beh, comunque insomma non le dovrebbe interessare la graduatoria. No. Quindi siamo qui per un'ora e attendiamo sempre le vostre domande, se vi fa piacere. Allora, torniamo subito al comandante e alla tematica che andiamo a toccare. Io vediamo se riesco ad avere subito il colpo d'occhio. Eccolo qua, questo è lo slogan appunto che vi stiamo proponendo, Una vita da social. Andiamo a capire di che cosa si tratta. Io ho detto questo tour in giro per l'Italia, oggi in Prato della Valle, domani a Venezia per quanto riguarda la nostra bella regione. Domani saremo proprio in piazzetta Coin a Mestre, e poi dopodomani avremo l'ultima delle tappe fino adesso programmate per il Veneto a Pederobba in provincia di Treviso. E ha fatto bene a parlare di tour, perché di fatto proprio questo, la campagna nostra di informazione, che è una campagna di sensibilizzazione data proprio sui social network, è impostata proprio nell'essere assolutamente presente nelle piazze tra i giovani, con i giovani. Mi corregga, sono più o meno 34 le città toccate. Sono aumentate. Sono aumentate, che bello, sì, vuol dire che ha preso sempre più piede. Qui vedete proprio... nelle immagini proprio la presentazione tenutasi a Roma, e il volto che vedete intervistato è appunto quello del capo della polizia, il dottor Alessandro Panza. A breve vi mostreremo anche da chi è partito, insomma di chi è responsabile di questa idea, quindi Marco Valerio Cervellini, responsabile appunto del progetto educativo Una vita da social, che ha coinvolto appunto tutte le varie regioni. Sì, le immagini che vediamo, quelle con il signor capo della polizia, sono quelle che si è avuto nella giornata inaugurale, esatto, che è quella del 22 proprio di gennaio. Sì, lo levo perché non ne posso più, sono abituato. Dà fastidio a tutti gli ospiti che ho qua si tolgono l'auricolare. Preferisco toglierlo perché altrimenti perdo la concentrazione. Ecco, e quello che è stato fatto è proprio la giornata inaugurale del 22 gennaio a Roma, ed è stata praticamente la prima tappa. Dopodiché il track si è spostato su tutte quelle che sono le piazze principali, fino ad arrivare oggi in Veneto proprio a Prato della Valle. Ma cosa vuol dire? Ha detto track? Eccolo qui, è lui, giusto? Esatto, è lui. Potenti mezzi della televisione. Eccolo qui anche aperto, così avete il colpo d'occhio. Voilà. Abbiamo cercato proprio di portare la nostra presenza all'interno delle piazze, a disposizione prima di tutto
delle classi degli studenti che Sì, generalmente sono nella fascia, partire. esatto, le fasce d'età tra la fine delle medie, perciò la terza media, e il biennio delle superiori, il momento in cui forse l'inizio spasmodico dell'utilizzo dei social network da parte dei nostri ragazzi. Questo progetto perciò viene fatto attraverso le scuole in collaborazione con il MIUR, che è uno dei partner principali per quanto riguarda questa campagna. Dopodiché questa campagna è stata possibile, bisogna assolutamente ricordarlo, grazie ad una serie di sponsor che di fatto rappresentano i maggiori stakeholders del settore del mondo della comunicazione, perciò da quelli che sono i principali provider italiani anche fornitori di servizi piuttosto che costruttori di tecnologie e di antivirus. Perciò c'è una platea abbastanza ampia delle persone e delle aziende che hanno contribuito a permettere tutto questo. La presenza perciò è direttamente all'interno delle piazze, gli studenti ci raggiungono attraverso un calendario che abbiamo fatto e concordato con i vari direttori degli istituti. Le fasce di età, le ho già detto, sono quelle della fine delle medie e l'inizio delle superiori. E che cosa facciamo? Una vita da social è dedicata al mondo non di internet in generale, ma soprattutto focalizzato al mondo con il quale i ragazzi sono oggi più a contatto, ovvero quello dei social network. Sappiamo che i ragazzi normalmente... Per far capire velocemente per chi non mastica, Facebook come esempio, esatto, Twitter, ma io direi di ampliare anche la portata, perché oggi social network si può intendere lo stesso YouTube, no? Perché al di là della possibilità di postare, semplicemente di uploadare i video, poi alla fine lo è diventato perché ci sono i commenti, esatto, no? Perciò, gli insulti, tutto perciò anche intorno. qualcosa che in qualche modo qualche anno fa non veniva assimilato al mondo dei social network, oggi lo è considerato a tutti gli effetti. Ma parliamo anche di piattaforme di chat come può essere WhatsApp, che nasce come piattaforma di chat, ma dando la possibilità di postare contenuti multimediali, foto, video, eccetera, di fatto messaggi oggi anche in qualche modo video e audio. Sì, assolutamente sì. È una sciocchezza. Prego. Magari voi avete l'arcana risposta che tutti noi stiamo temendo, ma quel signor Mark Zuckerberg ci farà pagare il servizio o no? Questo non lo so, sono scelte aziendali di cui noi non siamo magari voi assolutamente avevate la notizia d'anteprima. Anche perché poi tra l'altro i servizi a pagamento sono gratuiti per noi che facciamo le forze dell'ordine, dobbiamo vigilare sulla sicurezza di tutti, la cosa è assolutamente irrilevante e indifferente. Noi comunque dobbiamo pensare alla sicurezza, non solo alla sicurezza gratuita, a differenza di quella per i servizi a pagamento. Allora, dicevo, quello che noi dobbiamo prendere in considerazione è che loro in questa fascia d'età, i nostri ragazzi, hanno un utilizzo spasmodico, se vogliamo. E poi la cosa che a me spaventa, e chi mi segue sa che sono un genitore, io ho una bimba di 9 anni, c'è l'ingenuità dell'utilizzo, quindi non sono come noi che abbiamo qualche anno in più e sappiamo cosa si rischia, cosa non si rischia, e non sempre, nonostante gli anni, si è consapevoli. Figuriamoci loro da ragazzini. È vero, ed è proprio questo uno degli scopi fondamentali di questa campagna, perché una vita da social che prevede il nostro contatto con i ragazzi non consiste il nostro contatto nello spiegare come farsi la propria pagina Facebook, come iscriversi ad un social network, come avere più visualizzazioni. No, esatto, perché? Perché noi non dobbiamo pensare di insegnare ai nostri ragazzi come funzionano le tecnologie, lo sanno fare molto meglio di noi, hanno una naturalezza, quelli che ormai da tutti sono definiti i nativi digitali, con l'utilizzo delle tecnologie che noi non abbiamo, neanche ci sogniamo. Allora non è questo il centro del messaggio che dobbiamo lasciare. Il focus nostro invece è la modalità di approccio con il social network, e far passare anche la pericolosità, appunto. Assolutamente. Ma come si fa quando
uno vuole dire no, smetti di fumare che fa male, e lui ti dice che palloso che sei, lo so, chi se ne frega. Le censure con i sono ragazzini, esatto, le censure, come si fa con i ragazzini, con i minorenni che si divertono, che fanno anche scambi di foto particolari con tranquillità certo. a fargli capire che quello è sbagliato. Guardi, e che noi non siamo Matusa? Allora, il problema è proprio questo. Io sono contrario alla demonizzazione, cioè nel senso, da più parti, visto che attualmente viviamo ogni giorno vedendo sollecitazioni anche dagli organi di stampa, dai media, su situazioni assolutamente incresciose che avvengono attraverso i social network, che vedono protagonisti i nostri ragazzi o come vittime o in qualche modo come autori di determinati reati. Carnefici a volte. Esatto, allora a questo punto la demonizzazione del social network, a mio modo di vedere, è qualcosa che anche è perché, assolutamente fuori. oggigiorno se tu demonizzi, se tu rendi un qualcosa negativo, roba del genere, diventa quasi affascinante, diventa lo è ancora sempre stato, più a mio modo di vedere, questo tipo di approccio lo è sempre stato, cioè il divieto ha sempre suscitato una curiosità, lo suscita in noi adulti, figuriamoci in persone che in qualche modo hanno una personalità che ancora deve strutturarsi e deve completarsi. Allora, è normale per i ragazzi cercare amicizie, è normale per i ragazzi essere sempre in contatto. Quelli della nostra generazione si lasciavano dai ragazzi del muretto, dalla piazzetta, eccetera, andavano a casa e si telefonavano, facendo arrabbiare tantissimo i nostri genitori, perché il telefono in casa era uno solo e voleva dire, anzi, a volte era anche un duplex, perciò tu impedivi anche al vicino di casa di telefonare. Allora, queste pulsioni le avevamo noi, queste pulsioni è normale che le abbiano anche gli adolescenti di oggi, ma il cambiamento il mezzo che è cambiato, è assolutamente, non ti offriva purtroppo le negatività e le positività dei social. È assolutamente vero. Se il desiderio dei ragazzi è quello di essere sempre in contatto tra loro, oggi hanno a disposizione una pletora di strumenti e di possibilità per fare tutto questo. Allora il problema qual è? Da un lato c'è una necessità di vincere questo isolamento che poi alla fine porta a questa continua socializzazione, perché a volte diventa una finta socializzazione e diventa un isolarsi dalla famiglia. Sì, perché tu dici, ho 5.000 amici, ma ne conoscessi uno dal vivo, davvero? Esatto, oppure pensi di parlare con 5.000 amici, ma alla fine hai dentro casa dei genitori che sono degli sconosciuti o anche i tuoi fratelli, perché non ne interagisci e stai nella tua cameretta a digitare messaggi su social network. E questo è sicuramente un problema. Dall'altro punto di vista abbiamo anche il problema relativo al fatto della modalità con la quale siamo in contatto. Noi nel momento in cui interagiamo con delle persone, no? Adesso parlo di questo noi, parlando di noi studenti, ma io studente purtroppo ahimè non lo sono più per ragioni di età, che si studia ragazzi, eccetera. Sì, però ripeto, i ragazzi sicuramente hanno voglia di rimanere sempre insieme, sempre in contatto, e spostano dal momento della scuola, dal momento dell'incontro, poi lo continuano a fare questa attività anche attraverso gli smartphone, che sono assolutamente lo strumento principale con il quale oggi ci si pone sui social network. Però il problema è che continuano a fare le stesse cose che farebbero nella vita reale attraverso lo smartphone, e questo è il vero problema. Cioè c'è una necessità di comprendere le reazioni degli altri, no? Per regolare le proprie modalità di approccio. Se un ragazzo prende in giro il proprio compagno di scuola, il proprio amico, e lo vede di fronte, riesce a comprendere anche delle reazioni. Esatto, no? Riesce a capire il danno, se ha ferito o non ha ferito. Se sta ferendo e magari non erano le sue intenzioni, perché era una presa in giro assolutamente foto, no? Tutti i video, tutto questo non è possibile. Tra l'altro c'è anche un'altra cosa. Nel momento in cui nella vita reale si esce al di fuori di quelle che sono le righe della normalità, diciamo così, e si è in un contesto ad esempio scolastico, già gli stessi compagni di scuola hanno la possibilità in qualche modo di contenere la questione e riportarla nel giusto solco. Se la cosa non viene così, c'è l'istituzione scolastica che può intervenire. Nei casi più gravi si coinvolgono anche le famiglie, ma diciamo gli attori sono contati o sono contabili.
Sì, Diciamo in rete così. no. In rete la cosa non avviene certo. più. Nel momento in cui lo stesso episodio viene ripreso attraverso uno smartphone e viene postato Tendenzialmente, su YouTube, potenzialmente può diventare virale e arrivare esatto, da tutto il mondo. il problema tutti qual i è? È telefonini. decontestualizzato. I ragazzi che hanno visto quella determinata situazione nella vita reale sanno il contesto in cui è avvenuta. Certo. Ma quando va sul video è diverso, il contesto non c'è più, il contesto diventa il commento, il contesto si aggancia a uno sfottò che magari Esatto, riguarda un'altra tutti quelli che situazione, opinano. oppure diventa lo spot per parlare di una situazione ancora più grave. Per quanto che riguarda i media. e diventa qualcosa che sfugge al controllo. Poi c'è un altro problema, mi sì, perdoni prego. se continuo un su sacco di questo, domande. lo so, anche a me mentre parlo poi mi vengono le idee in mente. Un altro problema assolutamente grave è quella del credere che tutto questo possa essere rimosso. Bravo, è lì per sempre. Anch'io È lì nel mio per piccolo, con TV7 Vertigo, quando dico ai ragazzi bello questo video, oppure però attenzione che rimane lì per sempre, è divertente, ok, però è lì per sempre. Sì. Poi Io- con facilità anche gli youtuber fanno vedere tutta casa. Io ne ho parlato con loro, ho detto ma ti sei reso conto che stai mostrando per filo e per segno tutta casa tua? Io so dove è la telecamera, dove non è la telecamera, dove è la finestra del bagno, potrebbe entrarti chiunque. Esatto, questa è un'altra cosa che non ci si rende conto. La capacità di lasciare informazioni che Pazzesche. abbiamo oggi senza assolutamente renderci conto. E il problema è proprio questo, renderci conto. Noi non siamo abituati adesso a misurarci con le potenzialità anche pericolose che hanno questi media, no? Noi pensiamo solamente alle potenzialità in positivo, la possibilità di essere sempre connessi, la possibilità di poter cercare sempre una risposta alle nostre domande, certo, ai nostri bisogni, è una cosa bellissima, ma come dice lei, quante informazioni disseminiamo, ma no? tantissime. E che potrebbero tornarci contro. Le dico che, e lo dico pubblicamente, non è la prima volta che lo dico, realizzai tempo fa un servizio partendo dalla facilità e dalla superficialità con cui si può aprire un finto profilo Facebook e sono arrivato a casa di una ragazzina minorenne, cercando di parlare con la famiglia, per dimostrare quanto sia pericoloso sto Facebook nelle mani delle persone sbagliate. Questo è una bomba nelle mani di chi ha determinate idee, ma non sono riuscito mai a parlare, a riflettere con i genitori. È lì che conobbi appunto chi l'ha preceduta, Ciro Pellone. Mi chiedono di mandare la pubblicità, Prego. confermatemi. Allora lancio la pubblicità e tra poco noi continuiamo Sì. a riflettere su questa situazione. Quanto